Partiamo dal nome. Hub in inglese indica il mozzo a cui sono connessi i raggi della ruota, oppure nel linguaggio informatico è un apparato che mette in contatto due punti distanti, un dispositivo di raccolta e diffusione delle informazioni. Banca Hub quindi per intendere insieme l'idea di centralità e trasmissione di energia e di informazioni, una banca che valorizza le qualità e le buone prassi esistenti nell'attuale sistema bancario, come la prossimità al territorio, la conoscenza diretta dei clienti, l'apertura all'innovazione. Valorizzazione di buone norme ma allo stesso tempo innovazione. Il modello proposto non ha paura di confrontarsi con i nuovi competitor nazionali e internazionali. PayPal, Apple Pay, Fidorbank e tante altre forme di servizi monetari e finanziari non sono nemici, ma strumenti da conoscere e saper sfruttare, con le loro potenti infrastrutture tecnologiche e le loro relazioni fidelizzate. Si parla di centinaia di milioni di persone. La banca Hub conosce la clientela moderna e non la delude. Rapidità, semplicità di fruizione, contenimento dei costi, tutte aspettative a cui bisogna rispondere con l'innovazione digitale. Ma torniamo al concetto Hub. La banca proposta è un centro di snodo di competenze professionali anche complesse, ma un utilizzo semplice della banca richiede al bancario, paradossalmente, competenze tecniche e professionali complesse, consulenziali, finanziarie e fiscali, tecnologiche e gestionali, un hub appunto da cui diramare le soluzioni. Fondamentale poi il concetto di marketing, anzi la rivoluzione del concetto di marketing, l'ascolto attivo, unica chiave per attrarre davvero il cliente. La banca Hub non fa dell'aspetto comunicativo un elemento solo estetico, un'informazione trasparente, sintetica ma non omissiva, corretta e tempestivamente aggiornata è elemento indispensabile per conquistare la fiducia della clientela e richiede capacità di ascolto a più livelli dell'organizzazione bancaria. Ascolto quindi e poi coraggio di sperimentare. L'approccio agli shock che nel tempo si sono verificati ha prodotto una stratificazione normativa tale che oggi il sistema bancario tradizionale è un sistema ipervincolato e quindi bloccato. Tuttavia vincoli e regolamenti non hanno messo le banche al riparo dagli shock, hanno solo fatto in modo che si dotassero di maggior capitale, ipotizzando che il cuscino di capitale potesse essere il solo strumento adeguato per assorbire gli shock. Sbagliato. Il modello della banca Hub trova soluzioni nell'allentare i vincoli, quei vincoli saldamente in mano al management di queste imprese. Per fare questo occorre riconoscere le leve e i margini di manovra che l'innovazione tecnologica offre. Serve quindi discontinuità e questa richiede atti di coraggio, non procedere per aggiustamenti senza imparare dall'esperienza, mettersi davvero in gioco rinnovando e innovando, non fare del cliente un ostaggio. Imparare dagli errori, quindi, e gestire il cambiamento. Ecco come. Insourcing. Per sfruttare in maniera migliore le attività è necessario abbandonare la logica dell'abbattimento dei costi. È prioritario infatti riportare all'interno mansioni che sono state esternalizzate che impiegano migliaia di persone. L'esperienza passata ha dimostrato che le esternalizzazioni hanno in realtà determinato molteplici costi occulti. La filiale e la sua metamorfosi. Il cliente si aspetta sedi che siano sistemi espositivi e di stimolo culturale, asset strategici, luogo privilegiato per erogare consulenza. Non una semplice operazione estetica, ma il risultato di un nuovo modello di banca, fruizione innovativa e creativa che metta a proprio agio e non spaventi. In questa evoluzione del concetto di banca, il cliente prima di tutto, ma il lavoratore bancario al centro del cambiamento. Ecco quindi un modello organizzativo attento al valore del personale, che punti su processi di formazione specifici. Da chi sta dietro lo sportello ci si aspettano anche competenze di natura fiscale, notarile, legale, assicurative e di risk management, che nell'insieme consentono di dare al cliente la qualità e la sicurezza di cui ha bisogno. Allocazione efficiente del credito e gestione interna delle sofferenze, due concetti strettamente legati. Per trovare una soluzione strutturale è necessario ripartire dall'analisi, posizione per posizione, dei crediti male allocati, identificare i metodi di affidamento errati e le ragioni del fallimento dei sistemi di monitoraggio. L'incaglio avviene infatti non per un incidente o un evento catastrofale, ma per un'errata valutazione o per un mancato monitoraggio.
Circolarità piena del conto corrente. Parlando di servizi al cliente bisogna tener presente che con l'home banking si è abituati ad avere tutti i servizi e dunque ci si aspetta che gli stessi siano erogati da qualunque filiale. Il tradizionale servizio di tenuta di conto corrente non può più rimanere una sorta di vincolo, uno strumento di possesso della filiale in cui si è aperto il conto. Bisogna quindi introdurre flessibilità nei servizi che ruotano intorno al conto corrente e ritrovare le stesse possibilità di fruizione in qualunque filiale della banca. Per questo, nel modello di banca hub, le filiali sono intercambiabili. Consulenza direttamente in filiale. La consulenza finanziaria su base indipendente della MiFID II può essere un'occasione per inserire in contabilità i costi di consulenza in modo trasparente, ma non solo. Con il modello di Consulting Hub l'agenzia diventa un luogo di incontro e soluzione di problematiche complesse, con spazi e strumenti idonei come una sala riunioni attrezzata o un ufficio per incontri col cliente. La banca così consolida e rinnova la primaria funzione delle agenzie quali punti di accoglienza, di ascolto ed erogazione di soluzioni coerenti ed efficienti. Big Data e Risk Analysis. Per soddisfare il cliente, la banca deve poi essere in grado di leggere correttamente i dati che possiede, ossia quelle tecnologie di elaborazione delle numerose e dettagliate informazioni raccolte da fonti digitali come siti web e collegamenti cellulari. Tramite queste tecnologie bisogna puntare a un'interpretazione e un utilizzo corretto dei dati per aumentare l'efficienza dei servizi bancari e renderli personalizzati, costruiti sulle singole esigenze ma nel totale rispetto della privacy. I don't deserve you, and that's it. Some kind of hidden message to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. My lady, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come, my lady, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. In conclusione, perché con questa proposta di banca hub il cliente dovrebbe abbandonare la banca online e recarsi presso una delle nostre filiali? Perché da noi troverebbe un ascolto attivo, soluzioni immediate, consulenze professionali, un ambiente moderno e piacevole con un'assistenza mirata anche alle esigenze più personali. Troverebbe disponibilità di spazi, una serie di servizi completi, personale competente e professionale, decisioni semplici e immediate, nuovi prodotti e servizi innovativi. Queste sono le nostre proposte. Queste sono le proposte di un'organizzazione come la Fabi che non vuole assistere passivamente al tramonto di un settore come quello bancario e di una categoria come la nostra.